Le 8 del mattino è giovedì 16 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco fra poco leggeremo intanto i quotidiani regionali, poi vedremo anche quelli nazionali, ma intanto andiamo a Niscemi, non solo fango e detriti ma anche anni di omissione e interventi mai realizzati. Questo emerge dall'inchiesta della Procura di Gela proprio a seguito dell'evento franoso che ha colpito la città. Ci sono anche degli indagati eccellenti, gli ultimi 4 governatori della regione siciliana, e lo stesso procuratore di Gela avverte che siamo solo all'inizio. Vediamo. Non sono stati solo fango e detriti a travolgere Niscemi lo scorso 25 gennaio, ma anni di ritardi, silenzi e opere mai realizzate. A 3 mesi da quella frana che ha costretto oltre 1000 persone a lasciare le proprie case arriva la prima svolta nell'inchiesta. La procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati, tra loro anche gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci, oggi ministro della protezione civile, e l'attuale governatore Renato Schifani. Le accuse a vario titolo sono disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Per i magistrati, chi aveva il compito di intervenire per mettere in sicurezza il territorio non lo avrebbe fatto, nonostante progetti e fondi già disponibili. Al centro dell'indagine opere di mitigazione mai realizzate, circa 12 milioni di euro stanziati già alla fine degli anni 90 e rimasti per anni inutilizzati. Un appalto affidato nei primi anni 2000 e poi risolto nel 2010 per inadempimento. Da allora, secondo gli inquirenti, nessun intervento concreto. Insieme ai vertici politici sono indagati dirigenti della protezione civile regionale, tecnici e funzionari che nel tempo hanno avuto ruoli nella gestione del rischio idrogeologico. L'inchiesta ricostruisce una lunga catena di omissioni che parte dalla frana del 97 e arriva fino ai giorni nostri, passando per progetti mai completati, ritardi e decisioni mancate. Siamo nella prima fase, questi 13 indagati riguardano le opere, la mancata realizzazione delle opere di mitigazione. E proprio da qui le indagini andranno avanti. Il lavoro della procura si articola in più filoni, non solo le opere mai realizzate, ma anche la gestione delle acque e le scelte urbanistiche in un'area classificata a massimo rischio. Questo è il primo slot, poi negli altri 2 verosimilmente ci saranno altri indagati in futuro su cui oggi non possiamo dire assolutamente nulla. Per la procura l'obiettivo è chiaro: accertare se quella frana fosse davvero inevitabile o se invece sia stata l'epilogo di una lunga serie di responsabilità mai affrontate. E cominciamo proprio da qui a leggere i giornali. Anche perché, Angelo, ci sono notizie praticamente in ogni quotidiano, anche su quei nazionali, legato a queste inchieste. Intanto andiamo sul sito, sul nostro sito Sicilia Web, perché c'è la foto rimasta nella memoria collettiva di tutti di questa frana, questa auto sospesa nel vuoto. Il titolo è Frana di Niscemi, indagati gli ultimi 4 governatori, come abbiamo sentito dal pezzo, 12 milioni di euro inutilizzati in 13 sotto accusa. Non hanno fatto nulla, questa è fondamentalmente l'accusa, aver tralasciato tutti gli allarmi. Ma andiamo invece sulle pagine dei quotidiani, perché vi faccio vedere subito Il Giorno, ad esempio, che mette in prima pagina la stessa foto che abbiamo visto sul nostro sito, che resta appunto, come detto, il simbolo di questa frana. Indagati 4 governatori, la procura di Gela iscrive 13 persone nel registro degli indagati, tra loro appunto i presidenti della regione siciliana che si sono succeduti dal 2010 a oggi. Sotto la lente della procura i lavori mai fatti in 13 anni e i milioni di euro spesi. Ovviamente la notizia campeggia su tutte le pagine interne, anche sulle prime dei vari quotidiani regionali. Ad esempio qui siamo sulla Sicilia, la frana più grande d'Europa si legge, il procuratore Vella contesta il disastro colposo appunto a Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani e ai capi della protezione civile. Se andiamo su Gazzetta del Sud troviamo alcune parole di quelli che sono diventati in questo momento le persone iscritte nel registro degli indagati. Musumeci
e Crocetta. Questo leggiamo nell'articolo di spalla della Gazzetta del Sud. Mai richieste dal sindaco per la frana. Schifani e Lombardo. Atti dovuti, abbiamo fiducia nella magistratura, chiariremo le nostre posizioni, e queste sono appunto alcune delle dichiarazioni, delle note rilasciate alla stampa da parte delle 4 persone, dei 4 governatori, ex governatori e uno attuale governatore della regione siciliana. Chiudiamo con la pagina interna di Repubblica per farvi vedere appunto ancora la foto della frana e della zona della frana, e poi sotto accusa 16 anni di inerzia. Il PM che dice un fiume di soldi non spesi. Adesso ci occupiamo della protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburante, i costi legati anche alle emissioni. I tir sono fermi all'interno dei porti, stop agli approvvigionamenti alla grande distribuzione. Comunque non c'è nessun allarme per i rifornimenti di benzina nelle stazioni di servizio e ci dicono e ci hanno detto: se non interviene Salvini ci fermeremo ad oltranza. Queste le loro parole, ma vediamo e sentiamo il servizio. Noi siamo fermi nei nostri passaggi, non scarichiamo le navi. Quando non c'entra niente. Lo sciopero degli autotrasportatori siciliani c'è, durerà fino al 18 aprile e forse proseguirà anche dopo, ma i beni di prima necessità come i farmaci e la benzina verranno garantiti. Non ci sono problemi ai traghetti, non c'è problema nelle strade. Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione ai supermercati, perché se rimaniamo fermi naturalmente siamo la maggior parte noi che forniamo ai supermercati e sicuramente si ritroveranno gli scaffali vuoti. A me nessuno mi può obbligare ad andare a lavorare in perdita. L'adesione secondo gli organizzatori è molto alta. Ogni grande flotta di questa ha 3.000 veicoli, quindi sono più di 150, superiamo in abbondanza le 30.000 unità. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto i costi. Trasportare merci in Sicilia è più caro rispetto al resto d'Italia. A pesare sono l'aumento del carburante e le nuove regole europee sulle emissioni che hanno fatto salire i prezzi dei traghetti con un aggravio stimato di circa 400 euro a viaggio. 2 anni che paghiamo noi questa quota dell'ETS all'armatore, un tesoretto di 500 milioni di euro, sono soldi dei siciliani e dei sardi che sono gli unici che utilizzano le navi. Quei soldi noi li vogliamo per abbattere il costo della polizza d'imbarco. Senza risposte dal governo nazionale, il fermo andrà avanti ad oltranza. Noi abbiamo bisogno di almeno 100 milioni di euro per poter far fronte al problema del caro biglietto navi, quindi apprezziamo la disponibilità del Presidente Calvagno, però non risolviamo il problema lo deve risolvere il Ministro Salvini. Anche gli armatori e pescatori siciliani aderiscono alla protesta nazionale, lasciando le imbarcazioni ferme nei porti. Allora, vediamo Marco questa mattina qual è la situazione sui quotidiani a proposito di questo sciopero, di questa mobilitazione. Anche perché questo sciopero, Angelo, poi ha creato una psicosi, l'abbiamo visto, l'avrete notato sicuramente tutti, le lunghe file dai benzinai, soprattutto nella serata fra il 15 e il 6, fra ieri e oggi, ma anche e soprattutto fra l'altro ieri e il 15 di aprile. Ma andiamo a vedere proprio il titolo che troviamo sulla pagina di Catania. La protesta dell'autotrasporto crea psicosi e code ai distributori. Le associazioni, il costo della polizza d'imbarco insostenibile, le proposte appunto di Wilme e Cisa, l'abbiamo visto nel servizio di Eva Spampinato, e qua vediamo queste code che avete visto appunto nella serata, nella notte scorsa ai benzinai e chiaramente nei vari distributori, code fra parentesi di cui abbiamo parlato anche nei telegiornali di ieri. Qui siamo su Repubblica perché si parla appunto di blocco a oltranza. È un blocco a oltranza per il caro gasolio, faremo finire le scorte, questa è la minaccia, dopo i tir si fermano anche i pescherecci, adesione quasi totale, l'allarme di Federdistribuzione, il peso ricadrà sul consumatore, quando mai potremmo aggiungere noi. A Catania piazzali semideserti, nel giro di 5 giorni i supermercati resteranno vuoti, questo il tema. Adesso probabilmente vedremo, Angelo, file alle casse dei supermercati per
prendere tutto quello che in questo momento è ai banconi. Intanto questo è l'altra pagina che troviamo della Sicilia di Catania, fermi perché il costo, l'abbiamo visto prima, della polizza di imbarco è divenuto insostenibile. Ieri appunto la conferenza al porto del comitato dei trasportatori che parlano di protesta pacifica, giuste e chiaramente le loro ragioni, ma psicosi carburanti, code appunto ai distributori e queste sono le immagini appunto che già abbiamo visto nella prima pagina del tomo di Catania, che rappresentano appunto anche ciò che i consumatori poi vivono nelle varie nottate appunto in fila ai distributori. E ora parliamo del pomodoro di Pachino, perché rischia di restare all'interno dei magazzini a marcire. Questo è l'allarme che è stato lanciato dal presidente del consorzio di tutela attraverso i nostri telegiornali e appare chiaro che non si condivide questa protesta degli autotrasportatori, ma a rischiare è anche per l'appunto un'altra eccellenza della regione, che è l'arancia rossa. Ma facciamo il punto in questo servizio. Che il pomodoro di Pachino rischia di rimanere nei magazzini a marcire. L'allarme arriva direttamente da Pachino, terra del pomodoro rinomato in tutto il mondo. In questi giorni in Sicilia i tir sono fermi nei porti per protesta, ma il presidente del consorzio di tutela non ci sta, almeno a queste condizioni. Incertezza per la filiera, incertezza per il produttore, per i confezionatori, ma soprattutto per il cliente finale, che non riusciremo con la certezza di consegnare le nostre merci. Si tratta di un prodotto molto delicato che, restando nei magazzini o peggio ancora nei rimorchi dei tir, rischia di finire al macero. Le soluzioni sono esclusivamente istituzionali e da parte del governo, che dovrebbe intervenire con la massima urgenza per risolvere la problematica. Noi siamo fiduciosi. Ma dal pomodoro di Pachino all'arancia rossa di Sicilia la preoccupazione è sempre alta. Il blocco dei trasporti, infatti, nel resto del paese potrebbe favorire i prodotti esteri a discapito di quelli della nostra regione. Tutto questo, unito all'aumento dei prezzi di gasolio agricolo, concimi ed energia elettrica, potrebbe portare il comparto al collasso. Allora, sentiamo le reazioni. Abbiamo già visto comunque nel nostro servizio qual è la reazione dei produttori, del presidente proprio di tutto quello che rappresenta il pomodoro di Pachino. E lo vediamo anche nelle immagini bellissime che troviamo, l'abbiamo viste nelle immagini nostre e qui invece nelle foto nei giornali, il ciliegino, lo sciopero che preoccupa il comparto. I magazzini sono pieni, l'abbiamo sentito anche nel servizio del nostro corrispondente da Siracusa. E poi la merce ferma in magazzino, così uccidete l'agricoltura. L'allarme appunto del presidente del consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, Sebastiano Fortunato: tra aumenti e scioperi si condanna praticamente tutto il settore. Tutte cose collegate in questo momento di crisi e tutte situazioni di cui parleremo anche fra poco con la rassegna stampa nazionale e internazionale, perché appunto dalle problematiche internazionali derivano anche quelle legate, come abbiamo visto, ai prodotti specifici della nostra regione. Sì, Marco, adesso invece parliamo di medicina al Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Una donna trapiantata di rene ha affrontato con successo un parto gemellare. Vediamo, sentiamo queste immagini e soprattutto le parole anche della mamma e dei medici. Finalmente ho coronato il mio sogno di avere altri 2 figli, grazie ai medici del San Marco, il ginecologo Bandiera e tutta l'equipe anche del centro trapianti del Policlinico di Catania. La storia a lieto fine, l'evento eccezionale. Maria Immacolata è una donna di 31 anni trapiantata di rene. Già mamma di una bambina avuta prima del trapianto, aveva manifestato la voglia di crearsi una famiglia numerosa. Un rischio grosso, ma lei è stata più forte. Ha scelto il percorso di una nuova maternità nel rispetto dei tempi e delle indicazioni dei medici. La gravidanza, rivelatasi gemellare, ha comportato complessità cliniche. La gestione della paziente è stata presa in carico da un'equipe del Policlinico Rodolico San Marco di Catania, che ha pianificato tutto nei minimi dettagli. Siamo riusciti soprattutto con l'attenzione
dei ginecologi, dei colleghi che sono occupati del trapianto, dei neonatologi che intendo ringraziare, a tenere in vita 2 vite umane e a rendere felice una coppia. Il parto cesareo si è svolto senza complicazioni, le 2 bimbe, Adele e Isabel, sono in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di intubazione. In letteratura avevo visto che c'erano soltanto pochissimi casi, solo 2 dal 2021 al 2014, diciamo descritti come case report, perché immaginate bene che se già una gravidanza è a rischio perché una donna è trapiantata, una gravidanza gemellare vi lascio immaginare. Un intervento davvero strepitoso, Marco. Ed è bellissimo vedere sorrisi quando si parla appunto della nostra sanità, dove ci sono delle eccellenze, e questo lo comprendiamo anche da quello che è successo appunto all'ospedale San Marco. Qui siamo sulla pagina interna della Sicilia di Catania, trapiantata al rene dalla luce 2 gemelle, eccezionale evento su una mamma di 31 anni con una storia clinica assai complicata. Le piccole Adele e Isabel sono in buone condizioni cliniche, non hanno avuto bisogno di essere intubate. La foto, e poi senza complicazioni il cesareo nonostante una sindrome aderenziale per i precedenti interventi. Abbiamo visto anche il sorriso di questa mamma, e appunto con i sorrisi abbiamo aperto, e con i sorrisi di queste, sia di chi ha eseguito l'intervento sia della mamma. Ti restituisco la linea. Sì, Marco, adesso parliamo di calcio, perché a Catania è avvenuto un ribaltone, ne avevamo parlato nel corso della trasmissione di martedì, di Corner su Telecolor, del possibile ritorno in panchina di Mimmo Toscano e dell'esonero di Viali. Tutto questo si è concretizzato nel tardo pomeriggio di ieri con una appendice che ha portato anche alla fine del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore in casa rosazzurra. Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo allenamento, il primo nuovo allenamento, diciamo così, per Mimmo Toscano alla guida del Catania. Con lui torna anche il suo secondo, ma vediamo e sentiamo questo servizio. La rivoluzione di primavera arriva in un pomeriggio di metà aprile, non proprio all'improvviso, perché le avvisaglie c'erano già state nelle ore precedenti. Il Catania ha esonerato William Viali e con lui l'allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri, che però avevano diretto l'allenamento della mattina, quasi a voler confermare la prima volontà del club rossazzurro, ovvero continuare con il tecnico che aveva raccolto in 4 partite una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'accelerata però è arrivata dopo la video call con il presidente Rosario Pelligra. Prima erano già stati avviati i contatti con Domenico Toscano. L'allenatore calabrese è stato richiamato già oggi pomeriggio, dirigerà il primo allenamento insieme al vice Michele Napoli, che rientra nello staff insieme a lui. Ma l'esonero di Viali ha sicuramente rotto gli equilibri all'interno anche dello staff dirigenziale. Dopo l'ufficialità dell'allontanamento del tecnico e del ritorno di Toscano, infatti, il club ha ufficializzato il provvedimento a sorpresa quasi, con cui si interrompe anche il rapporto con il DS Ivano Pastore, che negli ultimi tempi era stato sostanzialmente messo da parte, sia nella scelta di Viali che nella scelta che ha portato al ritorno di Toscano. La speranza della proprietà è quella che questa restaurazione possa dare alla squadra quella serenità e quella sicurezza che servono per affrontare i play-off. L'obiettivo è chiaramente quello di vincerli e centrare la promozione in B, passando dalla porta di servizio. Allora, certamente nessuno, quando un mese fa era stato esonerato Toscano, poteva immaginare questo, diciamo, questo esonero e il ritorno dello stesso Toscano contro ribaltone, diciamo. Contro ribaltone, insomma, è che alla fine poi si chiede a Toscano adesso quello per cui era stato chiamato, cioè la promozione in Serie B, che non potrà essere diretta perché chiaramente è fallito la possibilità di arrivare attraverso la vittoria del campionato, però i playoff sono a portata di mano.
forse c'era stato un momento, diciamo, di anche crisi, di risultati. No, Angelo, perché alla fine Toscano arriva dopo un mese, ritorna dopo un mese, non sempre si ha l'opportunità di rientrare dopo così poco tempo. Però si arriva con per una dare situazione mano, no? decisamente peggiorata. Esattamente. In classifica in modo particolare, nell'ambiente, la squadra un po' sottotono, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista mentale. Secondo me la prima cosa che dovrà fare Toscano è ricompattare il gruppo. Ricordiamo, Angelo, quello che è successo nell'ultima di Toscano, no? La partita di Altamura, la vittoria, quell'esultanza, le parole alla fine di Casasola, che faceva capire come il leader fosse l'allenatore, che poi dopo poco sarebbe stato mandato via per arrivare a Viali. Sembra veramente storia di un secolo fa, invece appena poco meno di un mese fa, e ora siamo di nuovo con il volto di Domenico Toscano. Poi sappiamo tutto quello che è successo in questo mese, la situazione legata al contratto, le parole di ringraziamento e di saluto di Toscano. Ecco, è tornata l'opportunità per l'allenatore calabrese di provare a portare questa squadra in B. Ribaltone annunciato, il Catania richiama Toscano in panchina per provare a vincere. È il ripensamento, Viale e lo staff congedati dopo 4 turni, quello che si è visto con il Crotone. Evidentemente, l'abbiamo detto già domenica, Angelo, che si capiva che appunto era una squadra completamente slegata rispetto alle idee del nuovo tecnico, o almeno di quello che era il nuovo tecnico, che è rimasto sulla panchina del Catania per appena 4 turni. Adesso una cosa è certa: nessuno potrà avere alibi, si legge nell'articolo di Giovanni Finocchiaro. C'è ancora la possibilità di ricostruire un assetto che possa tornare competitivo. Certo non ce li avranno i giocatori gli alibi, perché a questo punto è evidente che c'è l'allenatore che il gruppo sembra volere, anche perché insomma cioè i giocatori si sono presentati davanti alla dirigenza in qualche modo. Esatto, hanno fatto capire quelle che sono le loro posizioni, se non fosse bastato quello che si è visto in campo a Crotone lunedì. Però c'è la postilla, diciamo, quello che magari non ti aspettavi in un ruolo che a Catania, Angelo, lo sappiamo, non è semplicissimo negli ultimi anni, perché devo essere sincero, sì, non solo negli ultimi anni. Non solo negli ultimi anni, è vero, non però, solo negli ultimi anni. Diciamo, noi parliamo della gestione attuale e ci ricordiamo quello che è successo con la Neri, ci ricordiamo di Faggiano, e ora è finito nel tritacarne, diciamo così, possiamo dirlo, anche Pastore. Pastore paga per tutti, cacciato il direttore sportivo. Strana la mossa nel giorno di ritorno di Toscano, visto il rapporto tra i due, altrettanto insolito congedare un DS 3 mesi dopo la fine del mercato di riparazione. Si parla di epurazione annunciata, osservando attentamente le ultime partite, anche quella vissuta in trasferta dalla squadra lunedì in Calabria. Pastore negli ultimi tempi sembrava defilato. Sensazioni oggi confermate dai fatti dopo Faggiano. Noi abbiamo parlato anche di Laneri, ce lo ricordiamo, mandato via nel momento in cui fu mandato via l'allenatore Tabiani. Stiamo parlando di un secolo fa, ma stiamo parlando comunque della gestione attuale del Catania. Tocca a Pastore, arriverà qualcun altro, ma qui c'è da capire le dinamiche che hanno portato a questa decisione. Più in avanti qualcuno spiegherà, ma le attenzioni del pubblico saranno rivolte a quel che accadrà sul campo. Giusto così, si è passati dalle lodi sperticate per le mosse del club portate a termine dal dirigente incaricato al ben servito. Si è rotto qualcosa nel rapporto con i dirigenti, che, questo è evidente. Va riconosciuto a Pastore di aver fatto un grande lavoro su tutti i contratti che Catania aveva soprattutto in sugli casa. esuberi. Esattamente, su tutti questi sugli esuberi non ci sono dubbi, perché il Catania, lo sappiamo, è arrivato alle stagioni scorse con tantissimi giocatori in più in lista, e gli è stato riconosciuto da tutti a Pastore la capacità di liberarsi di questi contratti onerosi e di portare il Catania verso una lista più rispondente a quelli che sono i numeri che ci sono in questo momento per le liste in Lega Pro.
Ti faccio vedere, Angelo, lasciando il calcio, le prime pagine dei vari quotidiani sportivi regionali, perché partiamo dalla Sicilia, in cui oltre al ribaltone Catania, di cui abbiamo già parlato, che occupa grande spazio anche sul quotidiano siciliano catanese, abbiamo in primo piano la frana di Niscemi per il disastro colposo, indagati gli ultimi 4 governatori, ne abbiamo parlato, e poi l'asse Meloni-Zelensky contro Putin, perché c'è stato un incontro importante ieri a Roma, nel momento in cui, ne parleremo poi fra poco, c'è stato un nuovo attacco di Trump contro la premier, con Mattarella che riceve appunto il leader ucraino, appunto Zelensky, ricevuto anche dal Presidente della Repubblica. Sul Giornale di Sicilia l'apertura è dedicata alla lunga frana di 4 presidenti, Niscemi, il paese che scivola a valle dal 97, fra i 13 indagati anche Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani, e poi lo sciopero dei tir durerà, rincari, scontri e crisi in Sicilia, e poi questa foto che ha fatto un po' il giro dei social nella giornata di ieri, non è una foto ovviamente, questo è ovvio, è un fotomontaggio. L'intelligenza artificiale oggi fa cose. Trump in posa con Gesù, e poi Meloni è negativa, dice Trump, secondo giorno di fila di attacchi al Presidente del Consiglio, frecciate al Papa, il tycoon si definisce scelto dal Signore, ecco perché appunto questa immagine creata con l'intelligenza artificiale. E poi sulla Gazzetta del Sud, a Niscemi, immobilismo per 20 anni, indagati 4 presidenti di regione, sotto inchiesta altre 9 persone. L'ipotesi di reato contestata è quella di disastro colposo. Prosegue la serata dei tir e si fermano anche i pescherecci. Guardate che i titoli sono spesso simili nei vari quotidiani, anche in questo caso Trump ancora contro Meloni, non ci ha aiutato l'immagine dell'intelligenza artificiale, invece Meloni che incontra Zelensky. Chiudo, Angelo, facendovi vedere invece la prima di Repubblica Palermo. Anche in questo caso c'è la frana di Niscemi, l'inchiesta sulla frana fa tremare la regione, indagati Schifani, Musumeci, Lombardo, Crocetta e 8 burocrati. Palazzo d'Orleans scarica le colpe sul comune di Nisseno, una corsa elettorale ad handicap. Si parla anche di politica, effetto Marina Berlusconi per Forza Italia, arriva il commissario, e poi anche i contributi alle imprese del nord, notizia particolare, per far lavorare da casa invece i siciliani. Angelo, a te. Grazie Marco, fra poco torniamo in postazione, nella tua postazione per la rassegna stampa nazionale, ma intanto vediamo un po' qual è la situazione traffico stamattina, perché la giornata è particolarmente complicata, così almeno ci preannunciano da diverse sedi, da un punto di vista anche meteo. Giornata uggiosa a Catania, vediamo il tondo Gioieni con le auto che vanno davvero a rilento, camminano davvero lentamente. Questa è l'immagine che vi possiamo offrire questa mattina. Andiamo adesso a vedere anche qui via Vincenzo Giuffrida, soprattutto in entrata in città, e sono le auto che vedete sulla sinistra dei vostri teleschermi. Si va davvero lentamente, un po' meglio forse possiamo dire in questo momento in uscita dalla città. Altre immagini che ci arrivano stavolta. Non possiamo vedere l'Etna perché per ovvi motivi il cielo praticamente oscura il vulcano, ed è oscurato il vulcano anche da un'altra prospettiva, cioè da Taormina. Siamo sul golfo di Taormina, l'Etna non la vediamo perché il cielo è davvero più che coperto. Ci dobbiamo fermare. Facciamo una breve sosta e poi torneremo insieme a voi con la rassegna stampa nazionale con Marco Carli, ma cominciamo a vedere anche i primi collegamenti che si attivano in esterna, e andremo anche a Catania per parlarvi di una iniziativa che riguarda i collegamenti tra i paesi etnei e la città. Tutto questo fra pochissimo.
E allora adesso, come detto, apriamo un altro collegamento, fra poco andiamo da Marco Carli per la rassegna stampa nazionale, ma vi faccio vedere adesso cosa sta succedendo. Siamo a Catania con il sindaco però di Sant'Agata dei Battiati, con Marco Rubino. Buongiorno sindaco. Buongiorno direttore, buongiorno a voi tutti i telespettatori, grazie. Grazie per essere con noi questa mattina. Noi alle sue spalle vediamo un autobus che è fermo, che è parcheggiato. È un autobus che collega i paesi etnei, fra poco magari ci ricollegheremo e ci descriverà tutto. È già arrivato, da dove è partito e quando è arrivato? Allora, questo pullman parte dal deposito, però qui sta a simboleggiare la tratta che collegherà Milo, la stazione della Circum della metropolitana di Milo, con il paese di Sant'Agata dei Battiati e Tremestieri, con una corsa che durerà circa 50-55 minuti e attraverserà la città per portarli sino a Battiati, Tremestieri e ritornerà. Quello è il tragitto, un tragitto che finalmente oggi cambia qualcosa. Cos'è cambiato? Che grazie alla pressione fatta dal mio collega Enzo Trantino, che ringrazio, grazie a quello che ho potuto fare io, grazie a voi, ai media, siamo riusciti a pressare la regione affinché facesse quello che è il collaudo dei percorsi. Collaudo che è avvenuto, ci hanno dato delle prescrizioni, di conseguenza la palla adesso è passata a noi comuni. Realizzeremo nel tempo di 15-20 giorni questi lavori e ritorneremo di nuovo alla regione per la conferma totale dei percorsi. Sindaco. Così da immaginare che da qui a circa 2 mesi, sì. Sì, no, dico, a 5 mesi il servizio possa cominciare a essere attivo, giusto? Dico bene? Esattamente. Allora facciamo così, noi facciamo esattamente questo. Facciamo con Marco Carli la rassegna stampa nazionale e poi torneremo da lei, così magari entriamo nei particolari, ci spiega quante sono le persone che potranno viaggiare, quante saranno le corse, come funzionerà con tutti i particolari del caso. Grazie intanto per questo primo collegamento alla sindaco di Sant'Agata dei Battiati, Marco Rubino. Vado da Marco Carli invece per la rassegna stampa nazionale. E io, Angelo, vi porto fra poco a vedere appunto le prime pagine dei quotidiani nazionali, riassumendo prima quelle che sono le notizie più importanti. Innanzitutto le bordate di Trump al governo nazionale italiano, ancora la Meloni, ancora contro il Papa, nel giorno in cui Meloni e anche Mattarella ricevono Zelensky a Roma e nel giorno in cui si continua a parlare ovviamente delle trattative nel momento di tregua per tentare di chiudere le ostilità in Medio Oriente. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera i titoli principali. Questo è l'apertura. Trump senza freni, nuovi attacchi, nel frattempo appunto Meloni riceve Zelensky, l'accordo sui droni e domani a Parigi un vertice con Starmer e Merz, Europa che chiaramente è molto coinvolta da tutto ciò che sta succedendo. È una sorta di gruppo di volenterosi, esatto, diciamo. Ristretto esatto. Un ristretto gruppo di volenterosi in questo caso, e tutti coinvolti da quello che sta succedendo qui, dentro Hormuz, il famoso stretto che ormai, il nome magari era assolutamente non conosciuto dalla massa e che adesso è diventato patrimonio di tutti, e il Corriere della Sera andremo anche su questa pagina interna, ci porta appunto tra le navi bloccate all'interno di questo stretto. Si parla anche di questioni legate alle banche, MPS, la vittoria di Lovaglio, decisivi i voti di Delfin e BPM, definita la nuova governance, battuta la lista del CDA e poi l'intervista a Tajani. Gli Stati Uniti devono capirlo, l'alleanza serve anche a loro e questo è un tema sicuramente. E allora nelle pagine interne andiamo a vedere proprio queste notizie riassunte e approfondite. Nuova sfida a Meloni e al Papa per quanto riguarda Trump, e sull'Iran dice l'intesa ad aprile. Parole che sentiamo ormai da tempo per quanto riguarda le guerre internazionali, dunque da prendere chiaramente con le molle, col beneficio del dubbio. Per quanto riguarda
Meloni, dice ancora Trump, con lei non c'è più lo stesso rapporto, l'invio di 10.000 soldati, Teheran potrebbe aprire il lato omanita di Hormuz. A proposito di Hormuz, ecco qua, andiamo su questa pagina del Corriere della Sera, nel punto più caldo del Golfo, con le navi bloccate sullo sfondo. Qui almeno non suonano sirene, dice qualcuno, nel momento in cui si vede appunto queste petroliere che sono ferme in questa striscia di mare che è diventata il crocevia di tutta la questione internazionale, anche ciò che poi porta a tutto quello di cui abbiamo parlato inizialmente nella nostra rassegna stampa, cioè all'aumento dei prezzi, al crescere dei prezzi del carburante, alle psicosi ovviamente di chi, come tutti noi, chiaramente deve andare a fare la spesa ogni giorno. Ritornando alla pagina interna del Corriere della Sera, vi facciamo vedere anche qui, anche della zona geografica di cui parliamo. Guardate dov'è l'Iran, è quello in rosso, la nazione in rosso, e lo stretto di Hormuz che appunto divide l'Iran dalla altra parte del Medio Oriente, nel caso specifico dall'Oman e dagli Emirati Arabi Uniti. Qui ci sono tutti i blocchi che stanno creando tutte le difficoltà alle varie parti del mondo. A 30 km dall'Iran, tra i pescatori omaniti che fanno compere con i barchini da marzo, appunto spariti i turisti, inevitabilmente per tutto quello che sta succedendo. Continuiamo invece con le prime pagine. Vi dicevo di tante prime pagine che aprono chiaramente con le questioni internazionali, ma soprattutto col duro scontro fra gli Stati Uniti e l'Italia, anche se l'Italia non ha risposto, perché Meloni non ha mai risposto a Trump in questo senso. Ad esempio il Resto del Carlino parla dell'ultima minaccia, Resto del Carlino ovviamente, poi anche il Giorno e la Nazione, i sondaggi, però l'Italia con Meloni, il Presidente degli Stati Uniti, torna all'attacco, non abbiamo più lo stesso rapporto con lei, la Premier recupera consenso a Palazzo Chigi con Zelensky, non dividere l'Occidente. Ma ci sono ovviamente, come in ogni notizia, poi ci sono anche le interpretazioni della notizia stessa. Le troviamo anche sul Fatto Quotidiano, che ritorna sullo scontro fra Stati Uniti e Italia, ma lo interpreta in un altro modo. Ma che rottura! L'Italia continua ad aiutare Trump in guerra. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. 23 aerei Stati Uniti da Aviano con le armi per il Golfo. 3 voli al giorno. Intanto Donald ricatta Starmer, spiragli su Hormuz, come abbiamo letto. Questo l'idea appunto del Fatto Quotidiano, ma chiaramente tutto ciò che sta succedendo a livello internazionale ha dei risvolti, come sempre, e lo sottolineiamo ogni volta nella nostra rassegna, anche su ciò che si vede nella politica nazionale, perché come abbiamo letto e come abbiamo visto, poi ci sono i sondaggi e magari gli attacchi di Trump in questo momento quasi quasi favoriscono la risalita di Giorgia Meloni, ma intanto qualcuno fa il punto della situazione, come La Verità in questo caso, che dice: ora la sinistra rimpiange Trump. Dopo aver passato più di un anno a dire che la Meloni doveva prendere distanze dal leader della Casa Bianca, adesso le imputano di aver portato ai livelli più bassi i rapporti con gli Stati Uniti. Devo dire che ieri ci sono stati poi tanti interventi di solidarietà anche da parte dell'opposizione nei confronti di Giorgia Meloni e di aver perso peso politico in Europa. Questo appunto troviamo sulla Verità. Mentre sull'Unità ancora sberle da Trump. Meloni fugge dalla destra e corre al centro. Questa è anche un'altra interpretazione chiaramente politica di tutto quello che sta succedendo a livello internazionale e quanto impatto ha su ciò che ritroviamo in Italia. Dello stesso tenore è un po' il titolo del Riformista, con un titolo appunto che comunque fa certamente da richiamo. Trattamento di fine rapporto, Trump torna alla carica
polemica contro Meloni sull'Iran è stata negativa, non abbiamo più lo stesso legame. La guida del mondo libero è fuori controllo, secondo Riformista. Nel frattempo, vi dicevo appunto, ci sono state anche l'arrivo di Zelensky a Roma e chiaramente anche la situazione legata a Hormuz che abbiamo sottolineato nella parte iniziale della nostra rassegna stampa. Angelo, torno da te. Resta con noi Marco, perché fra poco torniamo anche con te. Adesso, se siamo pronti, torniamo di nuovo a Catania, e stavolta c'è il nostro anche il nostro Edoardo Sergi, sempre con il sindaco di Sant'Agata di Battiati Marco Rubino. Comincia a piovere, piovigine, allora cerchiamo di liberarvi il prima possibile. Veniamo da te Edoardo. Sì, no, prima scherzavo col sindaco, dicevo fra un po' facciamo il charter per scendere, per sorvolare la circonvallazione che ogni mattina è totalmente bloccata, però insomma col sindaco avete fatto prima il collegamento. Alla mia sinistra c'è anche il dottor Friselli, che è della città metropolitana, e l'ingegner Aiello del comune di Battiati, che si occupa dei lavori pubblici, quindi un po' approfondiamo questo tema. Col sindaco prima abbiamo visto l'autobus che è proprio alle nostre spalle. Allora, come funziona? Parto subito da lei, dottore, perché insomma ci sono tanti posti, sia per disabili sia per persone ovviamente con abilità normali, ma ecco, parliamo di cosa succederà. Cioè, da Battiati, dal centro del Ginestre, di Tremestieri e Sant'Agata di Battiati, si potrà arrivare a Catania, prendere la fermata Milo e poter andare, diciamo, in città senza poter prendere la macchina e fare, diciamo, il traffico che ogni mattina un po' congestiona quella che è la nostra città. Allora, buongiorno. Sì, il progetto rientra nel progetto TPL Comuni Vicinori che ha portato avanti Città Metropolitana. Il sindaco Trantino ha voluto questo investimento di 3 milioni di euro nel triennio per poter realizzare una rete di trasporto pubblico nei comuni vicinori. Sant'Agata di Battiati e Tremestieri sono tra quei comuni, in particolare questo bus che vediamo qui dietro partirà dalla fermata metropolitana Milo fino a raggiungere Sant'Agata di Battiati e poi il centro commerciale Le Ginestre, dove terminerà la corsa. Ci saranno circa 17 corse al giorno nei giorni feriali, 2 vetture la mattina, quindi una frequenza di circa 40-45 minuti, traffico permettendo, e 11 corse nei giorni festivi. Questo avverrà tutto l'anno, consentendo una riduzione dei mezzi privati e quindi dando l'alternativa ai residenti di Sant'Agata di Battiati e Tremestieri e poi di tutti gli altri comuni facenti parte del progetto, per poter utilizzare il trasporto pubblico locale come all'interno del comune di Catania, invece di utilizzare i loro mezzi privati. Ma prima di passare la parola al sindaco, perché voglio sapere di che è stata questa idea, ecco, chiedere all'ingegnere: ci sono delle corsie preferenziali per gli autobus oppure bisogna combattere col traffico catanese? Purtroppo il nostro territorio è molto congestionato, quindi realizzare corsie preferenziali è davvero molto complicato. Noi stiamo lavorando... Probabilmente ci sono e vengono occupate dalle macchine anche. Quello sì, purtroppo è anche l'inciviltà. Noi stiamo lavorando invece su altri temi che sono legati al trasporto leggero, come monopattini e piste ciclabili, per avere piste dedicate per questo tipo di mobilità. Sindaco, da dove nasce questa idea? Perché sappiamo benissimo che già era un autobus che probabilmente esisteva nel passato e che è stato reimplementato da lei, diciamo dalla sua giunta, ma insieme anche a quella di Tremestieri e Tneo. Sì, esattamente. Tutto nasce grazie a 2 finanziamenti. Uno, questo è il primo che diceva poc'anzi il dottore Fariselli, per quanto riguarda, sono finanziamenti tra la città metropolitana e il comune di Sant'Agata di Battiati, piccoli, parliamo di 45.000 euro l'anno, che incidono tanto per noi quanto per la città metropolitana, che permetteranno questo servizio. Lo scopo è quello della cultura del trasporto pubblico, cioè dobbiamo, come avviene in tutte le metropoli, importante che i cittadini non utilizzano la macchina privata ma utilizzino il mezzo pubblico per recarsi in città, per recarsi negli ospedali, per recarsi soprattutto ai nostri giovani presso la cittadella universitaria, presso le università. Questo è fondamentale, la cultura del trasporto pubblico, perché per un'amministrazione, la politica,
È questo ciò che deve fare, convincere il cittadino che il trasporto pubblico ci sia, ma per questo bisogna che ci sia un servizio efficace, efficiente e soprattutto che funzioni. Ecco perché le corse ogni 45 minuti, 11 corse anche nei giorni festivi, cioè dire il giorno di Natale, la domenica, ci sarà il pullman che ti collegherà con Catania, e questo è assai importante. In più, come diceva il mio ingegnere Aiello, stiamo attivando anche lo sharing dei monopattini, delle biciclette elettriche, per poter consentire ai giovani di potersi spostare lo stesso sharing della città di Catania, così io lo prendo a Battiati, lo lascio a Catania, lo riprendo a Catania e ritorno a Battiati. Ecco, una mobilità più sostenibile. In più siamo stati vincitori di un finanziamento di 1.800.000 euro che ci permetterà nel prossimo futuro, intendo di qua a un anno circa, di poter acquistare delle vetture nostre che ci consentiranno di migliorare ancora più il servizio e di fare più fermate all'interno del territorio di Sant'Agata di Battiati, per dare ancora un servizio molto più forte, molto più intenso, con la speranza che i cittadini utilizzino i mezzi pubblici. E vi ringraziamo, insieme al sindaco Trentino, vi ringraziamo per dare voce a questa azione che i sindaci stanno realizzando in molti comuni della cintura metropolitana. Io Angelo ti do qualche dato che ho cercato ieri, perché Catania è l'ultima in quasi tutte le classifiche di mobilità sostenibile. Ti dico solo che è la prima città metropolitana fra le grandi città metropolitane per numero di auto, e ogni 100 abitanti ci sono 83 auto. Questo significa ovviamente una percentuale altissima, il che significa che ovviamente la strada si congestiona proprio perché ogni cittadino magari esce con la propria auto e non c'è quel senso di andare magari tutti con un'auto. Ecco, facciamo magari un monito, andiamo tutti alle Ginestre, cittadini dei paesi etnei, con un'auto e poi scendiamo a Catania. C'è una richiesta, insomma, lei ha visto, sindaco, se c'è questa volontà di questa mobilità sostenibile, di arrivare qua a Catania con un bus e poi trasferirsi appunto con la metropolitana. Lei ha avuto il sentore di cittadini che vogliono questa cosa? Assolutamente sì, i cittadini sono molto contenti di tutto ciò, tra l'altro anche perché i nostri pullman saranno esclusivamente full electric, cioè sono pullman elettrici, pullman che danno la possibilità anche al disabile di salire sul pullman. Si possono accomodare 24-25 persone più circa una ventina all'impiedi, il che sono pullman importanti che portano tanta gente giù, ma abbiamo tanta richiesta da parte dei nostri cittadini e speriamo di poter attivare di qua al massimo a 2 mesi, insieme alla Regione, insieme alla città metropolitana, questo servizio che è un diritto per i cittadini, è un diritto, ci tengo a dirlo. Insomma, quest'estate probabilmente i cittadini di Battiati potranno anche andare a mare grazie ai mezzi, diciamo, di trasporto dell'MTS. Angelo, gli ospiti sentono, se domande da studio, sono ti restituisco la linea. Sì, semplicemente una osservazione. Sappiamo che c'è allo studio un progetto di metropolitana leggera per collegare la città di Catania con i paesi etnei, con i paesi, diciamo, della cintura. Questo è un primo, in qualche modo, esempio di collegamento che può realizzarsi in attesa di quello che sarà poi la metropolitana leggera, per la mobilità che sia sempre più sostenibile. Non lo so chi mi vuole dare una risposta, forse il sindaco? Sì, esatto, c'è questo grande progetto in vista di questo grande finanziamento, ma è un progetto che ovviamente per la burocrazia, per i tempi della realizzazione della progettualità ha bisogno di tanti tempi. Iniziamo con questo progetto che è assai importante, continueremo col progetto di 1,8 milioni che abbiamo preso ne altri con la FUA come Comune di Sant'Agata di Battiati. Nel contempo sarà realizzato quel grandissimo progetto di mobilità, ma certamente quello ha bisogno di tempi, ma nel frattempo può lavorare e al contempo diamo servizi ai cittadini con questi pullman elettrici, direttore. Grazie allora al sindaco di Sant'Agata di Battiati, Marco Rubino, ma grazie anche agli altri ospiti che sono stati con il nostro Edoardo Sergi. Siamo a Catania, attenzione, siamo in una delle fermate, diciamo la fermata Milo della metropolitana, dove arriverà questa navetta che collegherà a breve, lo diciamo subito, entro 2 mesi succederà, dovrebbe essere diciamo stabile il collegamento dai paesi etnei sino alla città di Catania. Buon lavoro, in bocca al lupo per quello che state facendo, grazie per questa finestra che ci avete regalato questa mattina su Buongiorno Sicilia. Adesso ci fermiamo, dopo andremo invece
a Messina. Dobbiamo cercare di affrettare i tempi perché anche lì le condizioni meteo non sono, diciamo, ideali per un collegamento all'esterno. Ci fermiamo appena qualche momento e poi saremo di nuovo insieme. Allora, eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, di nuovo in diretta. Adesso, come anticipato, andiamo a Messina. Con noi c'è Francesco Triolo, ma con lui c'è anche un ospite, il dottore Francesco Rizzo, che è il presidente dell'autorità di sistema portuale dello Stretto. Buongiorno e bentrovati. C'è anche un'altra ospite, magari ce la presenterà il nostro Francesco. L'architetto Alessia Scimone, buongiorno da Messina, buongiorno dal nuovo parco sull'ex Fiera di Messina. Siamo proprio sullo Stretto, Angelo, una affaccia a mare nuovo, rinnovato, che ancora non è aperta al pubblico. Oggi è una eccezione che ci hanno voluto regalare per farci vedere da vicino come è venuto questa zona, che era una zona completamente degradata dopo la chiusura dell'ente fiera, della chiusura della campionaria, e che adesso sta diventando diventerà un luogo di aggregazione incredibile. Guarda Angelo, ti faccio vedere, vediamo se riuscite a vedere qualcosa. Siamo proprio davanti alla Madonnina, al porto di Messina, e questo è uno scorcio di quello che è il nuovo parco della fiera. Se la regia poi può mandare in onda anche le immagini che vi abbiamo girato o realizzate con il drone, vi fa capire, e qua coinvolgo anche il presidente dell'autorità di sistema, a quello che sta diventando questo parco, cioè il vero affaccia a mare in una città in cui il mare sembrava quasi isolato dalla città. Sì, grazie, buongiorno direttore, vi ringraziamo per questa opportunità. Ringrazio particolarmente l'architetto Alessia Scimone, che è il RUP di questo intervento, e tutta l'autorità di sistema dello Stretto di Messina, perché è un intervento al quale abbiamo creduto parecchio nel corso del tempo. Io l'ho ereditato dal mio predecessore, l'ingegnere Mario Mega, e dall'ammiraglio Ranieri. Abbiamo fortemente voluto realizzare un'area che sia aperta al pubblico, che sia fruibile. Il mare è qui, quindi non è vero che la città non gode più del mare. È uno spazio che serve per tutto lo Stretto, perché tornerà ad essere il punto di riferimento per le città, per Villa San Giovanni, per Reggio Calabria. Qui si svolgeva la fiera campionaria, che era conosciuta in tutto il meridione d'Italia. Non è un caso che proprio il regime la volle inaugurare nel 1937. Quindi prima era un luogo di commercio e di scambio. Adesso è un altro tipo di scambio, quello là sociale. Uno scambio sociale, perché come vedete ci sono delle aree che sono dedicate alla pallacanestro. Facciamo vedere. Guarda Angelo, è stato realizzato un playground che forse a Messina ce n'era soltanto un altro nella zona falcata, e adesso è proprio nel cuore della città. C'è proprio il passaggio per arrivare in spiaggia, e considera che questo può essere anche l'inizio di un progetto più ad ampio raggio del recupero dell'affaccia a mare, perché una volta completato il porto di Tremestieri, andiamo un po' più avanti, la liberazione della Rada San Francesco, dove ci sono i traghetti privati dalla fiera campionaria. Per chi conosce Messina, dal viale Boccetta sino al torrente Annunziata, dove già c'è la spiaggia del Ringo che ha ottenuto la bandiera blu, si può creare un unico affaccia a mare. Sì, quello è il progetto di riqualificazione del waterfront al quale si sta lavorando alacremente, quindi è prevista un'unica linea di ricongiunzione da qui, cioè dall'Annunziata sino al torrente Boccetta, con tutte le strutture che sono dedicate alla fruizione del mare, quindi non soltanto impianti sportivi, ma strutture di ricezione, di ristorazione, momenti di incontro culturale. Devo dire che il Comune di Messina ha previsto sostanzialmente la rassegna cinematografica che si svolgerà alla fine di luglio. C'è molto fermento in città, l'intervento di intellettuali. Oggi siamo qua anche perché Angelo Gagliano è stato uno dei promotori di un'idea.
facciamo conoscere Messina come sta cambiando, visto che anche alla classifica delle città dove ci si diverte di più, è una città dove si vive meglio negli ultimi giorni. Anche questi sono passi momenti di cambiamento, momenti in cui si capisce che c'è un passo in avanti della città. Sì, assolutamente sì, ho seguito con molto interesse la classifica, si dava anche risalto e rilievo al crocerismo, che è una grande risorsa per questa città, a volte sottovalutata o non conosciuta. C'è la riqualificazione degli interventi del razionalismo italiano, abbiamo dei capolavori proprio all'ingresso, sia l'Irera a Mare che il padiglione dell'esposizione, ma anche il portale, anche la nave, sono edifici di Ruito, di Pantano, quindi il meglio dell'architettura del Novecento. La città ha reagito, bisogna uscire dalla narrazione negativa dello stretto. Lo stretto ha tantissime risorse, ha delle energie nuove che arrivano. L'autorità di sistema si sta impegnando a fondo con tutti i suoi tecnici e funzionari proprio in questo intervento, in questa necessità che abbiamo di aprire la città e lo stretto a risorse nuove. Ci sono investimenti di MSC, come sapete, per il terminal di Messina. Anche Costa dovrebbe ritornare. Costa potrebbe ritornare Francesco. certamente. Maersk con Sì, semplicemente per chiedere, non voglio disturbare. Due le mie curiosità rispetto a quello che si sta realizzando, che è qualcosa di veramente meraviglioso. Una di carattere nostalgico, ma di quello che è l'ente fiera, insomma di quello che rappresentava l'ente fiera, c'è un ricordo, è rimasto qualcosa, rimarrà qualcosa per chi magari ha questo ricordo personale? E poi le faccio un'altra domanda. Intanto mi risponda su questo, se c'è un ricordo, che ne so, una sezione di questo grandissimo parco dedicato per l'appunto all'ente fiera. Sicuramente l'Irera a Mare, dove pensiamo di creare una struttura che sia dedicata alla ristorazione e alla refezione, ma anche al ricordo e alla memoria della grande rassegna cinematografica che nacque in realtà a Messina e non a Taormina, quindi questo è un punto d'orgoglio per la città di Messina, quindi si vuole ripristinare quella tradizione anche con la memoria visiva, assolutamente sì. Senta, e poi un'ultima curiosità, lei diceva che si sta facendo tanto per proiettare la città di Messina anche al futuro. Questo nuovo parco come si inquadra, e se si inquadra rispetto all'infrastruttura più chiacchierata del momento, che è il ponte sullo stretto? È uno spazio urbano che è ridestinato al mare, quindi uno spazio assolutamente fruibile, non è incompatibile perché non esiste nessuna interferenza. Questo può essere il biglietto da visita per tutta la città dello Stretto. Ricorderete certamente che più volte il plastico del ponte sullo Stretto fu anche ospitato presso la fiera campionaria, quindi c'è un ricordo storico. E poi può essere anche un affaccio a mare, la finestra sul ponte sullo Stretto, perché guarda qua Angelo, sì. Ti stavo provando a far vedere, questo è lo Stretto, lì si vedono in lontananza i due piloni e il ponte dovrebbe sorgere proprio in quella zona, quindi da qua si vede proprio benissimo anche la zona dello Stretto, la parte più breve tra Scilla e Torrefaro. Bene, in ogni caso non c'è nessuna interferenza rispetto a questo parco con le aree del ponte, questa è una zona che in ogni caso rimarrebbe integra. Allora vi ringrazio, devo ringraziare il dottore Francesco Rizzo, che è il presidente dell'autorità di sistema portuale dello Stretto. Grazie davvero per essere stato stamattina con noi, grazie al nostro Francesco Triolo che ci ha portato dentro a questo nuovo parco, ci ha mostrato anche con il drone le immagini realizzate qualche giorno fa, quando il cielo non era proprio così plumbeo come oggi. Non ti sentiamo un attimo? Sì, dicevi Francesco? Diciamo che siamo stati sfortunati per il tempo, ma anche fortunati che non sta piovendo in questo momento. Benissimo, noi abbiamo catturato proprio l'attimo giusto per poter realizzare questo collegamento da Messina. Grazie a te Francesco, grazie ancora al dottore Francesco Rizzo e ci rivedremo certamente, ne parleremo ancora di questo parco che nasce proprio dove una volta sorgeva
l'ex ente Fiera. Grazie davvero per essere stati con noi stamattina. Adesso ci sono le previsioni meteo e subito dopo parleremo di bioagricoltura. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giovedì rimonta l'anticiclone da ovest, il tempo migliora sull'Italia, anche se al sud e in Sicilia avremo ancora un po' di variabilità con qualche acquazzone o temporale. Vediamo infatti il dettaglio dell'isola che ci mostra questa giornata ancora di spiccata variabilità, con annuvolamenti frequenti, specie al mattino sui settori ionici, associati anche a degli acquazzoni dei rovesci. Al pomeriggio si sviluppano poi nuovi fenomeni anche sulle aree interne della regione. Temperature contenute per la presenza di venti da nord, massime non oltre i 20 gradi. A seguire venerdì il tempo migliora anche sulla Sicilia, l'area di bassa pressione si sposta definitivamente verso il Mediterraneo orientale, avremo una giornata abbastanza soleggiata, con qualche acquazzone, qualche breve fenomeno possibile al pomeriggio soltanto sui rilievi interni. Le temperature venerdì tenderanno ad aumentare, i valori massimi che si riportano oltre i 20, punte di 23-24 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Allora, in attesa che la primavera finalmente possa fare la sua apparizione in maniera definitiva, c'era stato un assaggio di primavera nei primi giorni di aprile, adesso questo momento di tempo perturbato, alla fine del mese ci saranno forse grosse sorprese, forse per l'arrivo definitivo dell'estate addirittura. Allora, adesso parliamo di bioagricoltura, che in qualche modo con la primavera ha anche a che fare, perché con il bel tempo si possono frequentare posti di socialità, di socializzazione, di degustazione. Buongiorno a Salvo Cacciola. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Presidente dell'Associazione Nazionale di Bioagricoltura Sociale. Devo ringraziare anche, collegata con noi, la dottoressa Daniela Di Garbo, un'agronoma. Buongiorno, grazie per la sua presenza questa mattina qui a Buongiorno Grazie Sicilia. a voi. Allora, dicevo che la bioagricoltura sociale, ecco, aggiungiamo questo, è un momento non solo di aggregazione, di convivialità, mi passi il termine, ma è un modo per riscoprire anche altri aspetti dell'agricoltura e del biologico e dello stare insieme. Sì, lei ha ben sintetizzato le caratteristiche di questo fenomeno. Noi rappresentiamo appunto diverse centinaia di aziende in tutta Italia e questo momento che sarà questo evento del 18 e del 19 diciamo, si svolgerà in varie parti d'Italia, dalla Lombardia alla Sardegna, all'Umbria, al Lazio e ovviamente alla Sicilia. Tra l'altro la nostra rete è molto presente con quasi 100 soci. È abbinare la dimensione dell'accoglienza tipica dell'agricoltura con l'inclusione sociale, l'educazione. C'è una legge nazionale del 2015 che parla proprio di agricoltura sociale. Noi abbiamo sviluppato l'aspetto che riguarda il collegamento con chi fa la scelta dell'ambiente, dell'agricoltura biologica, con attività di carattere educativo, sociali, ricreative, turistiche, che hanno a che fare proprio con il benessere della persona. E un po' in questi 2 giorni apriremo le porte appunto alla cittadinanza per presentare le varie esperienze. Allora, cominciamo e vado subito alla dottoressa Di Garbo, perché lei è una agronoma ma vive questo mondo a 360 gradi. Come si sposa? Certamente il tempo forse non aiuta in questo momento questo tipo di iniziative, ma immaginiamo che l'accoglienza è importante, far conoscere quelli che sono poi i prodotti che arrivano dalla nostra terra, dalle nostre terre della Sicilia, apprezzare e aprire le porte di queste strutture ai turisti che arrivano da tutte le parti della Sicilia, immagino anche da fuori Sicilia se hanno la possibilità. Certo. È un momento diciamo importante, è un grande, come dire, non dico un grande spot perché però diciamo l'agricoltura siciliana ne trae un grande giovamento.
Sì, è un lavoro costante. La possibilità di ospitare in azienda, in agriturismo in questo caso, ci offre proprio uno strumento per mettere in collegamento gli ospiti, i bambini, ma anche turisti, le famiglie, con il nostro mondo, col mondo agricolo, e quindi far conoscere, apprezzare anche i prodotti tipici del territorio, le eccellenze che poi sono quello che fortemente ci caratterizza. La nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare, quindi noi offriamo anche un'esperienza di famiglia, oltre che appunto un'esperienza veramente immersiva. E uno dei progetti fondamentali dell'azienda è appunto l'apiario del benessere, che è un apiario in cui c'è un collegamento forte con il mondo dell'apicoltura, il mondo cioè la natura praticamente. Ed è tra l'altro un marchio registrato da parte dell'Associazione Apiterapia. Lo scopo è proprio quello di offrire un'esperienza completamente immersiva a contatto con le api. In modo particolare la protagonista è l'ape nerasicula, che è una razza autoctona a rischio di estinzione, presidio slow food. Quindi praticamente si innesca una sinergia positiva in cui offriamo queste esperienze, ma contestualmente diamo la possibilità di conoscere e di apprezzare i prodotti del nostro territorio e le realtà. Allora, conoscere i prodotti del Certo. territorio, non solo i prodotti del territorio, le peculiarità del territorio. Perché sono tutte aziende che comunque producono, sono aperte tutto l'anno. Abbiamo voluto creare la seconda edizione di queste porte aperte alla bioagricoltura sociale perché questo fenomeno, soprattutto nel Mezzogiorno, sta sviluppandosi, ha un riscontro molto importante. Allora i cittadini possono accostarsi, vengono a fare anche una passeggiata, una visita, una degustazione, perché l'agricoltura sociale è qualcosa di molto concreto, non è un parlare, ma è un avvicinarsi ai prodotti, avvicinarsi a quello che si fa, anche ad un ambiente, ad un paesaggio che è gradevole. E ce ne sono tante di queste esperienze, sono delle vere e proprie oasi del benessere. Quella di cui abbiamo parlato appunto a Castelbuono è una di quelle, diciamo, che ha sviluppato una peculiarità che appunto è legata alla lavorazione appunto del miele, delle api, ma ce ne sono di diverso genere. Noi le abbiamo messe tutte quante in vetrina in modo tale che questo sabato e questa domenica i cittadini basta telefonare e arrivare da San Bogo di Sicilia a Ramacca, a Catania, appunto a Castelbuono. Bisogna fare un piccolo sforzo, però diciamo la sorpresa e il benessere è garantito. Non è la prima volta che fate esperimento di questo genere, No. credo che sia il secondo Sì, anno, sì, è la seconda edizione se non proprio. ricordo male. Sì. E quest'anno ci può dire qualcosa di particolare, dottoressa Di Garbo? Avete pensato a qualcosa di singolare da proporre ai visitatori? Poi magari mi rivolgo anche a Cacciola, al presidente. Cosa c'è di interessante? Sì, allora i nostri percorsi fanno riferimento a prodotti aziendali e prodotti del territorio. Ovviamente abbiamo puntato pure sulla stagionalità, quindi noi proponiamo 2 percorsi. Il sabato abbiamo il percorso Le Vie della Zagara che riguarda gli agrumi, faremo una bella passeggiata negli agrumeti dell'agriturismo Bergi, raccoglieremo delle arance e poi insomma avremo la possibilità appunto di sicuramente di rilassarci e stare bene. Invece la domenica proponiamo il percorso dalle api al miele con la visita all'apiario del benessere. L'apiario del benessere praticamente è un'esperienza immersiva a contatto con le api. Praticamente si respira profondamente l'odore del miele, le vibrazioni delle api, tutta l'energia positiva dell'alveare praticamente contribuiscono a migliorare il benessere psicofisico e a riequilibrare, appunto, a riequilibrarci interiormente. Bene, Quindi proviamo.
se c'è un momento di Prego. stress, se c'è un momento di grande affaticamento, è l'occasione sicuramente da sfruttare. Prima di chiudere, L'obiettivo è proprio quello. ecco, bene, allora ricordiamo che sono 2 giornate dedicate, sabato 18, domenica 19. Ci sono tantissimi posti, tantissime eccellenze in Sicilia che si occupano di bioagricoltura sociale, dove si potranno visitare non solo i locali, ma fare le degustazioni. Degustare. Ci dice qualche cosa di particolare che state preparando voi invece? Per esempio a Mister Bianco nella fattoria sociale Orti del Mediterraneo ci sarà una visita, una degustazione sia delle marmellate sia del miele che produciamo, sempre in regime di agricoltura biologica, e poi un percorso sensoriale che proponiamo ai bambini dai 3 anni in su, ma lo proporremmo anche ai visitatori. Questo percorso in che cosa consiste? È un percorso che tiene conto del fatto che noi abbiamo degli orti dove ci sono delle piante che possono essere conosciute attraverso anche gli odori, ma anche il tatto. I bambini addirittura gli facciamo levare spesso le scarpe e fanno un percorso che proprio con i 5 sensi, e anche qui riproporremo queste cose a 2 gruppi. Addirittura da noi verrà anche un gruppo di stranieri proprio in questi giorni che hanno prenotato apposta. Insomma, ci sono davvero delle belle esperienze da vivere nel prossimo fine settimana tra sabato e domenica. Poi continueranno chiaramente anche negli altri, cioè, non è che chiudiamo, noi apriamo le porte, però saremo sempre disponibili. Certamente questa è un'occasione però da cogliere al volo, perché c'è la possibilità di approfittare di questo fine settimana che è totalmente gratuito. Ecco, quindi basta telefonare, capire quali sono le aziende che aderiscono a questo progetto e usufruire di questi servizi, e non solo servizi, tanto altro ancora. Incontrare le persone, questa è la bioagricoltura sociale. Socializzare, confrontarsi e rilassarsi. Direi anche che è importante rilassarsi. Grazie al Presidente dell'Associazione Nazionale di Bioagricoltura, Salvo Cacciola. Grazie anche alla dottoressa Daniela Di Garbo che ci ha raccontato di queste esperienze particolari. Ci dobbiamo fermare, c'è un break di pochi minuti con la pubblicità, ma saremo fra poco insieme a voi, stavolta per parlare di altro. Restate con Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, è il momento dell'oroscopo. E do il buongiorno anche a Marco Amato. Buongiorno Marco e bentornato anche a te a Buongiorno Sicilia. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Oggi c'è un tema conduttore, dicevo, nelle tue prefazioni, c'è quasi sempre la musica, e oggi? E oggi parliamo ancora di musica, tra l'altro con la nuova uscita di Arisa, che proprio il 17 aprile esce con il suo nuovo album Fotomos. Dopo 5 anni di inattività, finalmente Arisa trasferisce in questo suo percorso un linguaggio un po' diverso, un linguaggio un pochino più intimista e una forte voglia di ricominciare a parlare di sé in maniera più autentica, togliendosi anche di indosso gli stereotipi della cantante con gli occhialoni e la frangetta, e parlando di sé come donna, ma anche come insicurezze, come piccole sconfitte, ma anche le grandi vittorie e l'entusiasmo per la sua arte e la sua musica. Arisa è una cuspide vergine leone, per meglio dire leone vergine, per cui il momento di passaggio tra questa cuspide zodiacale rappresenta una forte presenza dell'io e un'analisi critica continua, tant'è vero che la ricerca filologica di Arisa è notevole nei suoi pezzi, tipico della Vergine, anche la sua presenza esuberante, decisamente personale. Tutti i pianeti in Ariete aiutano la parte leone a diventare assolutamente ancora più coerente e più forte in sé, mentre la bella Venere in Vergine aiuterà la parte virginiana a essere più morbida con se stessa. Quindi un in bocca al lupo enorme da Arisa. Mi aspetto tantissimo da questo
questo nuovo album e la rinascita di quest'area zodiacale fa il paio proprio con il percorso di questa grande artista che torna a esprimersi. Cosa accade oggi nel cielo zodiacale? Uno stellium, ovvero una concentrazione planetaria di 5 pianeti in Ariete: Sole, Saturno, Marte, Luna, Nettuno e Mercurio, tutti nel segno zodiacale di fuoco. Cosa vuol dire dunque Ariete? Beh, il re dello zodiaco, potete di tutto e di più. Cercate quindi di assecondare la compagine planetaria che vi vuole al comando di nuovo della vostra vita in qualcosa di specifico. Siate ambiziosi. Toro, tutto questo ammasso planetario prima di voi significa semplicemente che state facendo un percorso interiore veramente molto bello, molto importante. Gemelli, oggi l'accordo tra Marte e Plutone vi rende forti e con la capacità di voler fare sempre di più per dimostrare, a volte un po' convulsamente, tutto ciò che sapete fare. Cancro, per voi è sempre l'amore il tema centrale, la bella Venere in Toro vi aiuta a realizzarlo, a espanderlo. I pianeti fortemente concentrati in Ariete vi ricordano comunque che avete degli obblighi lavorativi molto forti e importanti. Leone, stupendo cielo per voi, 5 pianeti tutti intrigono, 5 pianeti che creano di nuovo una dimensione fatta su misura per voi, che finalmente vi conquistate e che finalmente rendete solide e stabile. Vergine, anche per voi il momento di concretizzazione molto importante. Sono le relazioni e soprattutto le risposte pratiche che per adesso vi riempiono di gioia. Bilancia, 5 pianeti contro, è incredibilmente forte come tensione zodiacale, ma voi troverete il sistema per ribaltare un po' tutto quello che sembra una difficoltà. Quindi Bilancia oggi saranno dei bravissimi affabulatori. Scorpione, per voi oggi è una giornata all'insegna della leggerezza. È solo la bella Venere da lontano che vi dice che l'amore è di nuovo la priorità, ma questa volta una delle rare volte nel vostro arco zodiacale in cui non c'è il senso del possesso solito della gelosia. Sagittario, per voi 5 pianeti intrigono, sono il toccasana che aspettavate finalmente per realizzare i vostri sogni. Marte e Plutone oggi in particolare vi dicono di essere concreti, pratici e creativi. Capricorno, oggi uno dei vostri pianeti regna sovrano nel cielo dell'Ariete. Saturno riesce a coordinare un po' tutti i segni, che è quello che succede anche a voi nelle vostre vite. Capricorno oggi dovranno coordinare squadre, persone, amici, colleghi e famiglia. Acquario, per voi oggi è bellissimo perché Marte e Plutone che ospitate nel segno oggi sono fortemente risonanti, quindi la vostra creatività è assolutamente eccezionale. Riuscite finalmente a superare un problema a cui stavate dietro da mesi, quindi anche per voi area di svolta e di liberazione. Pesci, ora che il vostro cielo è sgombro da tutti i pianeti perché anche Mercurio se n'è andato, Venere vi strizza l'occhio e vi fa più morbidi, ridanciani e sereni e anche sicuri e aver ottenuto un buon piano economico. Detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Angelo, a presto e spero sempre con tanta buona musica. Grazie, grazie, sempre la musica, ci mancherebbe altro, ti aspetto domani ovviamente per le indicazioni del fine settimana dalle stelle. Adesso mi giro io dall'altra parte dello studio dove c'è Marco Carli che ci dà un aggiornamento dal nostro sito, da Sicilia Web. Sì, andiamo subito Angelo su Sicilia Web perché appunto sulla nostra homepage troviamo questa notizia dell'impresa edile in odor di mafia, un maxi sequestro da 2 milioni, un grosso giro di denaro dietro l'azienda vicina agli ambienti della criminalità organizzata. Ovviamente sul nostro sito trovate tutte le notizie aggiornate in tempo reale, compresa questa appunto della mattinata di oggi. Chiudiamo Angelo questo spazio dedicato alla rassegna stampa con la prima pagina, ne abbiamo parlato poco fa, di sport, ma di sport a livello nostro, siciliano, catanese, con tutta la rivoluzione all'interno del Catania, ma sulla Gazzetta dello Sport vediamo invece che già si parla di mercato e di un giocatore, Vlahovic, che potrebbe rinnovare con la Juventus, ma potrebbe anche finire al Milan. Giochi di mercato, forse troppo presto parlarne, ma vuol dire che c'è poco da parlare in questo momento a livello
di altro. Beh, diciamo Diavolo che di un 9 non è il ci titolo. possiamo lamentare, ieri sono state 2 splendide partite di Champions, È vero. ma non riguarda però Ma il non nostro riguarda calcio. l'italiano, è proprio per questo appunto si finisce col parlare di mercato e di Vlahovic. A proposito delle altre squadre, Gasperini che rivuole fiducia, potrebbe andare via Ranieri dalla Roma, e l'Inter che mette in pausa Bastoni in un momento certamente difficile della sua carriera. A te. Grazie Marco e grazie ovviamente a tutti voi per essere rimasti con noi, grazie in regia a Roberto Stramondo, grazie anche a Ottavio Longo che ha curato l'audio, grazie anche a Massimo Ceraulo che ci ha dato assistenza. Noi ci fermiamo qui per oggi, ritorniamo domani mattina puntuali alle 8. Buona giornata.